Mercoledì 29 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno, notizia messa a piena pagina: in migliaia salvate le neurologie. Un successo la petizione lanciata da una donna malata di sclerosi multipla, in 2 giorni superate le 4.000 firme. Anche la sindaca di Feltre chiede che restino aperti entrambi i reparti, ci metterebbe la qualità del servizio. Al grido di devono sopravvivere entrambe le neurologie, la petizione lanciata lunedì da Gloria Pochiesa Marian di Padola, dico-medico superiore, è diventata virale sui social, superando in poche ore le 4.000 firme. Chiediamo alla Regione del Veneto di garantire ai pazienti neurologici cure adeguate, dice nella raccolta firme sulla piattaforma change.org. Intanto il primo cittadino di Feltre, Viviana Fusaro, rende noto il documento dei sindaci. Ci si attende che lo sforzo dell'azienda ospedaliera sia quello di ottenere l'immediato ripristino di risorse umane adeguate con obiettivo di conservare l'esistente. L'approfondimento di Scarton a pagina 2. E a proposito di sanità bellunese, gli infermieri, gli aumenti, questi sono solo spot pubblicitari. Aumenti in busta paga, per il momento siamo solo agli spot. Numero di infermieri e di OSS al di sotto del fabbisogno. Gli annunciati aumenti del governo per superare la crisi dei reparti d'urgenza non convincono Andrea Fiocco della CGIL. Funzione pubblica. Fatto di cronaca riportato nella prima pagina del Gazzettino di Belluno: bloccata la Panda, presa la Panda delle seconde case. Si erano specializzati in furti nelle abitazioni fra Zoldo e Alto Agordino. Stop ai raid di furti tra Alto Agordino e Val di Zoldo. Le forze dell'ordine ieri hanno infatti fermato gli autori delle numerevoli ruberie registrate negli scorsi giorni tra Colle Santa Lucia, Selva di Cadore e Val di Zoldo, ma anche ad Alleghe, Roccapietro e San Tommaso. Dopo una veloce ma attenta indagine nei territori di Val di Zoldo, i carabinieri sono riusciti a bloccare la Fiat Panda grigia su cui si muovevano i malviventi. A bordo avevano parte della refurtiva. Cortina, la parlata ladina entra nella scuola elementare. Il progetto Ladin Inzescora porta il ladino alle elementari di Cortina in un progetto sostenuto dall'Istituto Culturale Cesa de Jean di Colle Santa Lucia. Lupa investita e uccisa di notte da un'auto all'NTA. E ancora a Belluno, il marciapiede sparisce e riapre. Scintille fra Massaro e Roccon. Scintille in commissione urbanistica lunedì sera, dove il consigliere comunale Jacopo Massaro della lista in movimento si è visto negare le risposte dell'assessore Roccon sulla pista ciclabile di Levego Oltrevalle. Un'opera tanto attesa, prima sparita dal piano e poi ricomparsa senza i soldi che l'amministrazione Massaro aveva lasciato. Foto di copertina: l'evento rievoca la sua carriera e le vacanze ampezzane. Il Teocoli Show a Cortina, mai indossato gli sci. Tutto pronto a Cortina per lo spettacolo di Teo Teocoli venerdì sera all'Alexander Girardi Hall. Il comico ripercorrerà in musica la sua carriera, ricordando tra l'altro i tempi delle sue vacanze in Ampezzo e il suo rifiuto a infilarsi un paio di sci. Altri richiami dal Gazzettino di Belluno: la classifica bellunese fra i giovani innovatori di Forbes. Segnalata da Forbes grazie ad un tuffo nell'intimo in bambù adatto anche alle taglie forti, Giorgia Ferrais, bellunese di 29 anni, è tra i 100 innovatori d'Italia under 30 nella categoria Retail and E-commerce, a dirlo il magazine più famoso al mondo per classifiche della leadership imprenditoriale. L'imprenditrice di Mussoi, che ha creato latte The Label: torno ogni volta che posso per ricaricarmi. Feltre in 3 anni 28 milioni per le opere pubbliche, notizia quindi che riguarda il comune di Feltre. Per quanto riguarda invece lo sport, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: pallavolo, Lupe pronte ad azzannare Silea per blindare la salvezza oggi al De Mas. Gastronomia, lo chef Cracco in tour dall'Alpago a Belluno. E ancora Feltre, benedizione del motociclista, in 4.000 invadono il centro, notizia che ci porta sempre a Feltre. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In primo piano in questo caso una notizia che ci porta a Feltre: vecchie pratiche edilizie, in arrivo 400 condoni. I fascicoli erano stati aperti negli ultimi 40 anni dai cittadini e mai chiusi dagli uffici comunali. La questione è esplosa con il super bonus, il lavoro sarà affidato ad un professionista. L'approfondimento di Scottini a pagina 22.
Belluno, baristi, esplode la rabbia per i plateatici più cari, monta il malumore tra i gestori dei pubblici esercizi del centro di Belluno dopo la decisione dell'amministrazione di tornare a regime pre-Covid per quel che riguarda i plateatici. L'approfondimento del Dalanese a pagina 16-17. Sanità, anche il Corriere delle Alpi porta un richiamo alla raccolta firme per salvare le neurologie. Quella di Feltre e quella di Belluno sono già 4.000 le firme raccolte, un successo l'iniziativa online portata avanti da Gloria Pocchiesa Marian, una malata di sclerosi multipla. Rocca Pietore e le famiglie di 20 bambini lasciateci l'elementare, una lettera al provveditore perché venga mantenuta aperta l'elementare di Rocca, l'hanno firmata 20 famiglie. Ancora da Feltre, sarà invasione di motociclisti alla benedizione di domenica, previste più di 5.000 moto che riempiranno domenica Feltre in occasione della benedizione del motociclista. Dalla foto di copertina, D'Inca trionfa al Pinocchio, è suo lo slalom all'Abetone. La stagione di Leonardo D'Inca, Sci Club Trichiana, si impreziosisce con un'altra gemma. L'oro di ieri nello slalom ragazzi del Pinocchio va ad aggiungersi a quelli dei campionati italiani dell'Ape Cimbra nelle allieve bronzo alla Cortinese. Sempre dalla prima pagina economia, i risultati 2022, occhialeria vola Marcolin, vendite nette a 547 milioni di euro. Lavoratori subappalti, cantieri navali, una giungla con 2.000 irregolari. Notizia che riguarda in questo caso la nostra regione, il Veneto. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e regionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide della politica. La resa del governo sul recovery, Fitto, ci sono progetti irrealizzabili. Il ministro ridicolo darci le colpe, responsabilità dell'esecutivo precedente, serve una risonanza magnetica di tutti i lavori. Tutti i ministri invitati a trovare soluzioni per i progetti bloccati. Queste le dichiarazioni di Raffaele Fitto, ministro affari europei e PNRR. Sarebbe singolare che gli obiettivi al 31 dicembre 2022 fossero in carico a chi si è insediato a ottobre. Siamo ottimisti, non ci sono tensioni con l'Europa, ma qualcuno in Italia vuole crearle. Slitta il via libera al DDL concorrenza, retromarcia sulla liberalizzazione dei saldi, l'esecutivo rimanda la norma sulle promozioni, serve un confronto con le associazioni dei commercianti. E passiamo a pagina 3, sempre un approfondimento riferito al PNRR da riscrivere, questo il titolo che apre pagina 3 dalla Commissione europea, massima disponibilità a trovare soluzioni, ma ci sono limiti oltre i quali non può spingersi. Le spese sostenute a fine 2022, troverete una tabella con tutti i dati appunto in merito all'anno 2022. Diamo uno sguardo, risorse PNRR, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Risorse del PNRR 40.291.000 euro, attualmente sono stati spesi 7.585.000, numeri davvero bassi. Vediamo anche Rivoluzione Verde, Transizione Ecologica, a disposizione del PNRR 59.452.000 euro, ne sono stati spesi 9.921.000, per le infrastrutture 25 milioni a disposizione, spesi 4 milioni, istruzione e ricerca 30.876.000 a disposizione, spesi 1.273.000, inclusione e coesione 19.851.000 messi a disposizione dal PNRR, spesi 239 milioni, salute 15.626.000 risorse dal PNRR, in questo caso se ne sono stati spesi 79.000, davvero numeri assai bassi. Bollette, mini scudo da 5 miliardi, la sfida dell'economia a pagina 4. Sul gas il governo conferma lo sconto sull'IVA, ma tornano gli oneri di sistema per l'elettricità. Le famiglie rischiano una stangata da 300 euro. Questa è la fotografia per quanto riguarda la luce. Nel secondo trimestre 2021 era a meno 10,2%, contro un più 55% del primo trimestre. Siamo passati a inizio del 2023 ad un meno 19,5%. Per quanto riguarda il gas, a gennaio eravamo a un meno 34,2%, per quanto riguarda febbraio a meno 13%, quindi stiamo risalendo.
L'emergenza nel Mediterraneo, a pagina 5, il paradosso migranti, maggioranza spaccata sul sì al ricollocamento. Il Parlamento europeo vota la riforma sull'asilo e la ridistribuzione dei profughi, Forza Italia è a favore, Fratelli d'Italia e Lega dicono no, è un passo indietro. Notizie di carattere internazionale, a pagina 6, Berlino, nel mirino di Putin, il Cremlino reagisce all'invio di Leopard 2, la Germania è sempre più coinvolta e poi testa missili supersonici, la IEA, Zaporizhzhia nel mirino. Foto di bimbi ucraini ma sono russi, così il Cremlino inganna il mondo. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Mosca mente per coprire gli abusi spaventosi e gli allontanamenti. La rivelazione dopo il confronto di vecchie immagini di ragazzi ai campi ricreativi di Crimea. Vediamo appunto in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la foto di ragazze e ragazzi in Crimea pubblicata sui social dall'ambasciata russa in Italia il 23 marzo. Sarebbero tutti russi, non ucraini. Pagine di attualità, dalla Francia uno schiaffo all'Italia, estradizione negata agli ex terroristi. La rabbia di Adriano Sabadin, figlio dell'uomo di Santa Maria di Sala, ucciso dai PAC, decisione inaccettabile. Notizie dal Veneto, pagina 9, bombe nella sede Lega, pena dimezzata, l'attentato al K3 di Villorba, sentenza d'appello per l'anarchico spagnolo Soroche Fernandez, in primo grado era stato condannato a 28 anni. E sempre dal Veneto, gli schiavi alla cantieristica, questo è il titolo che troverete a pagina 10, sono 2.000 lavoratori pagati in maniera irregolare in tutto il sistema veneziano, contratti disattesi, voci artificiose, soldi mai erogati e una catena infinita di subappalti. Le fiamme gialle, un'indagine certosina, quella della Guardia di Finanza di Venezia che ha prodotto decine di ispezioni e montagne di documentazione. Il leader della cantieristica, Fincantieri, ha fatto sapere di porre massima attenzione sulla sicurezza e il benessere della sua comunità e di collaborare con la magistratura. Non solo il Veneto, figurano altre 5 regioni italiane, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia e Puglia, coinvolte nell'attività di indagine diretta dalla Procura. Così il metodo Fincantieri, scoperchiato dalle indagini, lavoratori pagati anche 5 euro all'ora, niente straordinari, festivi o notturni, le inchieste hanno prodotto diversi filoni che stanno per arrivare a sentenza. E continuiamo dal Veneto, la politica, Ciambetti, tetto dei mandati incostituzionale, il Veneto rimarrà sempre leghista e avrà Zaia. Il presidente del Consiglio regionale, è giusto confermare l'ufficio di presidenza se ha lavorato bene, ma la politica è l'arte del trovare equilibri. Ecco le dichiarazioni di Ciambetti, del vicentino Ciambetti, leghista, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Si superi la fase commissariale, serve una figura che risponda a chi lo ha eletto. Il Carroccio, i diritti civili sono un nostro tema, ma la maternità surrogata è solo egoismo. Gio Formaggio, la gestione di quei lavori, il momento più complesso della mia carriera. Amministrative, il centrodestra è abbastanza unito quasi ovunque, penso a maggio con fiducia. E sempre dalla politica regionale il ritorno di Formaggio dopo la sospensione sul taxi con cecchetto, ma lui non si scusa. L'esponente di Fratelli d'Italia torna in consiglio a 3 settimane dal caso molestie, interrogazione sulla foto col mitra, marcato episodio da condannare. E adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 16, esercizi pubblici sul piede di guerra, costi troppo alti per i plateatici, baristi increduli, si uccide la città. Il vicepresidente FIPE Massimo Barelle si dice amareggiato, la giunta rifletta, sono a rischio tanti posti di lavoro. Altre città hanno confermato le agevolazioni in vista dell'estate, perché Belluno non fa così? Questa la riflessione di Massimo Barelle che vedete in questo scatto, vicepresidente FIPE provinciale titolare della caffetteria Goppion. Doglioni si appella a Palazzo Rosso, serve una proroga, rivediamo i costi, questa è la dichiarazione del presidente di Confcommercio. Il presidente dei commercianti si dice convinto che presto si arriverà a un accordo tra i pubblici esercenti e l'amministrazione comunale. Le tariffe risalgono al 2016, vanno revisionate le regole, il consigliere comunale Mirko Costa chiede uno sforzo della giunta, la mentalità delle persone è cambiata, questo bisogna considerarlo. E adesso l'emergenza sanitaria di cui abbiamo avuto un richiamo sia nella prima pagina del Gazzettino di Belluno sia nella prima pagina del Corriere delle Alpi, 4.000 firme raccolte in 48 ore, vogliamo salvare le 2 neurologie. L'iniziativa di Gloria Pochiesa, malata di sclerosi multipla, la giunta Zaia garantisca il nostro diritto ad essere curati. Sono più di 4.000 le persone che hanno firmato l'appello lanciato 2 giorni fa da Gloria Pochiesa Mariana, la malata di sclerosi multipla del Comenico, che insieme ad altri malati come lei
sta portando avanti con tenacia la battaglia per salvare i reparti di neurologia del Bellunese. Dopo aver denunciato nei giorni scorsi su tutti i media cosa significa essere malati di sclerosi multipla e quale sia l'importanza di un servizio neurologico per il percorso terapeutico e l'assistenza sanitaria di questi pazienti, ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione proprio sul mantenimento dei 2 reparti in provincia. Pochiesa ha anche raccolto diverse testimonianze di malati di sclerosi che, per far capire la situazione di chi vive in montagna dove ogni servizio diventa fondamentale per la sopravvivenza dei suoi abitanti. E sempre in merito alla sanità, obesità, l'USL avvia la formazione per i medici di medicina generale. Esiste un percorso terapeutico ad hoc per chi ha gravi problemi di peso. Gli specialisti che ne fanno parte sono endocrinologi, dietisti e chirurghi. Continuiamo con pagina 19, economia, troppe perplessità sul click day, servono figure specializzate. Il problema legato al personale assilla gli operatori del turismo in vista dell'estate, gli albergatori, non può essere il decreto flussi a risolvere i nostri problemi. Dall'estero lavoratori senza esperienza, bisognerebbe formarli a casa loro. La nomina, Federconsumatori, Alberto Feltrino il presidente provinciale, ancora fondi pensione a Feltre Cortina, Solidarietà Veneto, Appia apre 2 sportelli. Con pagina 20 la polemica politica che ci porta sempre nel capoluogo. Massaro, la ciclopista di Levego non è più priorità comunale. L'intervento ricompare nel piano delle opere pubbliche ma è finanziato con alienazioni su cui pesa l'incertezza. A Mussoi torna il pedibus per i bambini sulla scuola della scuola Sorio. Solidarietà, Mongolfiera di Giorgia in palio 10.000 euro per i giovani disabili. Ancora terzo polo, De Bortoli, chiarimenti sulla fusione tra GSP e Infra. Tante notizie che troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Ma continuiamo con pagina 21, soccorso alpino, ancora tanti pericoli in montagna, fare attenzione anche dove c'è poca neve. Alex Barattin, dopo la valanga mortale in Alto Adige ci sono cumuli portati dal vento, serve un occhio attento. I fatti vostri, il piatto polenta e formai in versione da passeggio oggi a Rai 2 con Pescosta. E ancora in tribunale la moto di Claudio Dal Ponte non stava superando i limiti. La perizia disposta dal giudice parla chiaro, a causare l'incidente mortale del 2021 è stata una distrazione dell'automobilista. Pagina 22, Consiglio Comunale, in questo caso di Feltre, condono edilizio per 393 pratiche rimaste nei cassetti da quasi 40 anni. Stanziati 20.000 euro per affidarsi a un professionista, bona gli uffici già oberati dalle richieste per i bonus edilizi. Piano opere pubbliche, scintille sulle frazioni, la minoranza l'IMU restituita, una burla. E ancora il caso, illuminazione pubblica spenta dalle 2 alle 5, via libera alle modifiche. Sempre da Feltre, 5.000 moto per la benedizione. Gorza, la sfilata attraverserà il centro, per noi è un onore. Il Motoclub Feltre ha fatto una donazione a tutti in campo, notizia che riguarda quindi sempre la città di Feltre. Notizia di spalle, festa Pradel Moro con musica dal vivo, buon cibo e motogiro. Saranno circa 120 volontari del quartiere in una tensostruttura da 600 metri quadrati. Sovramonte, palestra omologata, porte aperte agli alunni per l'educazione fisica. Le scolaresche accederanno dopo le vacanze di Pasqua, ora va individuato il gestore per l'utilizzo dell'impianto. Cesio Maggiore, Zanella al comitato della festa della patata, nuova cucina a norma. Santa Giustina, Minella e la giunta in tour tra le frazioni domani a Formegan. Ancora dal Feltrino, Feltre Sanità, servizi sociali per adulti al padiglione Gaggia. L'incidente, tamponamento a 3, tanti danni alle auto. Il fatto è accaduto alle 7.30 lungo via Bagnol sul CES, siamo a Feltre. Con pagina 25 spostiamoci a Sedico, pazienti senza medico, subito la cabina di regia sui disagi. Il sindaco Deon, in arrivo l'infermiere di famiglia, De Paris insoddisfatto, ora fate ambulatori a Palazzo dei Servizi. Borgo Valbelluna, musica corale al comprensivo, progetto pilota da proseguire. Sospirolo, De Bon in addirittura, manca solo un nome per chiudere la lista per le prossime amministrative, in questo caso del comune di Sospirolo. Notizie anche da Ponte nelle Alpi, Corri Papà torna dopo 3 anni per aiutare le attività didattiche. Dopo lo stop per la pandemia, il comitato punta a raccogliere 20.000 euro, un'ottantina i volontari impegnati nell'organizzazione della pedonata del 16 aprile. Siamo a Chiesa dal Pago, varato il bilancio, comune in equilibrio con basso indebitamento. E ancora da Ponte nelle Alpi, gli alvei più sicuri con l'esercitazione di protezione civile.
Spostiamoci in Agordino, Rocca Pietore, le famiglie di 20 bambini si mobilitano per l'elementare. I genitori scrivono al provveditore Salvadori alle preside Pastrello di Alleghe. I 47 nati dal 2017 al 2022 mostrano che vogliamo investire sul territorio. A Agordo, Sentiero delle Farangole, servono finanziamenti per rimetterlo a posto e ancora gioco di squadra a Dont per far rivivere le tradizioni con i piccoli della materna, soddisfazione per il premio conquistato alla festa del popolo veneto, la maestra Fattor, i parenti si sono prodigati per i costumi di scena, come possiamo vedere qui, i bambini davanti all'M9, il museo del Novecento presente a Mestre. Cortina, prove di inclusione con vista a Paralimpiadi, bisogna proseguire. Alessandra Boiano del Comitato Italiano Paralimpico fa il punto a margine del campus di avviamento in corso. E ancora continuiamo con pagina 29, proloco di Vigo, Cesco Gaspare, nuova guida, maggiore collaborazione con il comune, dopo 10 anni sotto la direzione di Maglio Darin Puppel, al timone sale una donna che ha già le idee ben chiare. Eletto il nuovo direttivo, siamo in Comelico, Caiva il Comelico, una sezione in salute, sono 124 i soci giovani. Domeggi, accoglienza ai migranti, un appello ai cittadini. Dalla rubrica Cultura e Società aprono a Venezia le stanze della fotografia Ugo Mulas per inaugurare lo spazio ritrovato. Per la rubrica Giorno e Notte, tutto Teo Cortina, vi racconterò la mia carriera e i suoi personaggi. Da Caccamo a Vittorello, Teoco ritorna venerdì all'Alexander Hall, qui ho tanti ricordi, dallo chalet dei suoceri, un panorama super. Passiamo allo sport bellunese, Serie D, saranno Dolomiti spuntata, Sviderkowski ne salterà 2, la botta al ginocchio tiene in ansia il bomber che parla anche del futuro, non posso promettere di restare ma questa è una società importante. Calcio di promozione, Fioribarp ultima spiaggia, servono 2 vittorie, Diaz, noi ci crediamo. E continuiamo con le notizie sportive di questa edizione del Corriere delle Alpi. Sci alpino, Dinca, annata straordinaria e oro anche al Pinocchio. L'atleta del Trichiana mette in una bacheca ricchissima lo slalom ragazzi di ieri. All'Albertone i bellunesi festeggiano anche il bronzo allievi di Giulia Alverà. Sempre dallo sci alpino, Ponte, festa di fine anno sulle nevi di Palafavera e continuiamo con basket Serie D. Feltre non può più sbagliare, meritiamo la salvezza. Il dirigente Mattiello commenta la sfortunata sconfitta sul campo del Padova, poi guarda al match di domenica, abbiamo le armi per battere il Lido. La squadra deve mantenere la calma nei momenti decisivi delle partite. Basket Under 15, Feltre facile contro il Sile, Valbelluna cade dalla torre. Under 17, recupero è vincente per il Valbelluna di Lucchetta. Under 15 femminile, fase di bronzo, Feltre parte con un KO, Valbe a riposo. Ancora sport bellunese a pagina 36, curling, le ampezzane guardano lontano, ci stiamo plasmando ma c'è da migliorare. Nuoto, Brancaleone primo a Treviso, podi per Sommacale e Caldart. Ginnastica, Feltre, ben 8 medaglie sulla pedana di Casir e ancora ginnastica aerea, titolo veneto a Ilaria Caneve, bene anche Noemi Imci. Freccia azzurra, il Napoli inizia la volata a scudetto, parliamo di calcio di Serie A e vede il record a più 19 dalla Lazio, mai una squadra di Serie A ha vinto il campionato in anticipo di 6 giornate. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni fino al mattino assenti nella seconda metà di giornata sulla pianura, probabilità bassa per piogge locali e sui monti probabilità medio-bassa. Per piogge sparse si tratterà di piovaschi, rovesci attesi, specie verso sera sui rilievi e zone limitrofe. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Veronesi nel Mondo.